Tra il Covid e l'attenuarsi progressivo dell'emergenza sanitaria, l'infettivologo Antonio Cascio, primario al Policlinico di Palermo, conferma ma frena. Il virus circola ancora e a settembre probabilmente sarà necessaria la quarta dose. Sul fronte della pandemia mi sento di lanciare un messaggio di ottimismo. Stiamo vedendo come i casi sono in discesa in tutta Italia, si riducono i ricoveri negli ospedali, si riduce il numero dei pazienti in terapia intensiva, quindi diciamo che va tutto bene. Ci sono tantissime persone ormai che si sono vaccinate, si sta diffondendo la variante Omicron che è meno aggressiva rispetto a quella delta, di fatto ha sostituito la delta, quindi fondamentalmente va tutto bene. In realtà il virus circola e continuerà a circolare per tanto tempo e quindi vedremo tante persone ancora positive, tante persone che magari si ricoverano in ospedale perché hanno una frattura del femore, perché hanno avuto un infarto o per altri motivi banali e al tampone risulteranno positive e quindi dovranno affrontare percorsi dedicati. E questo purtroppo durerà ancora per tanto tempo e quindi dovranno essere messi in atto percorsi e bisognerà affrontare il problema della gestione di queste positività. Ma nel complesso diciamo che io mi sento assolutamente ottimista. A settembre verosimilmente sarà necessario fare questa dose di richiamo, chiamiamola quarta dose, e dovrà essere continuato il monitoraggio del virus circolante perché teoricamente nuovi varianti potrebbero svilupparsi e quindi bisogna essere pronti a capire se c'è una nuova variante che teoricamente potrebbe essere più pericolosa rispetto alla Omicron. Però sinceramente io mi sento assolutamente ottimista per il prossimo futuro.